Ho provato una grattavince 20 per e ho vinto 500.000 euro. Eccolo il biglietto vincente da 5 euro che ha permesso ad Albin, 26 anni, originario del Kosovo, da 8 anni in Italia, di vincere 500.000 euro. Lui, residente a Sant'Andrea di Barbarana, operaio per una ditta edile di San Polo di Piave, come ogni sabato di rientro dal lavoro si è fermato nel bar Gioca Tutto, a 2 passi dal municipio di Ponte di Piave, ha acquistato il tagliando e dopo aver grattato sotto gli occhi degli amici la sorpresa. Ho chiamato mio fratello prima e ho detto se è vero o no. Dopo siamo andati da signora qua che lei mi accetta che ho vinto questi, ma non possiamo fare qua niente, serve andare in banca, mi ha detto. Non è la prima volta che la titolare del bar, Monica Pianca, vende un biglietto vincente, era già successo nel 2013. Allora, come oggi, il fortunato giocatore si era portato a casa 500.000 euro, un'emozione che si rinnova. Non ci si crede, perché a vederli è una cosa, dal vero è un'altra, è proprio tutta un'altra. Li leggi 2 o 3 volte per renditi conto. Penso che anche il fortunato vincitore non si sia reso ancora conto. È un nostro cliente, quindi va bene così. Albin, sposato, papà di un bimbo di 1 anno e mezzo, guarda e riguarda quel biglietto che cambierà la vita sua e della sua famiglia. Lo tieni stretto quel biglietto? Sì, bisogna. Abbiamo fatto sacrifici in lavoro, adesso 400, quanto sono? 500.000 euro, come no, questa finché prendiamo soldi, sempre vicino. Cosa ne farai adesso? Adesso provo a parlare con famiglia e comprare una casa o qualcosa qua.